Una serata di musica per dire basta alla violenza di genere. È successo a Chioggia, dove CIA Veneto, in collaborazione con la Onlus Prometeo, ha organizzato un evento concerto all'Auditorium San Nicolò venerdì sera. Se ci ami ci rispetti, stop alla violenza di genere. Questo è il titolo della serata. È stata una riflessione a tutto tondo sul tema della violenza, che ha saputo combinare interventi di alto profilo e anche musica. CIA è un'organizzazione nella quale ci occupiamo di impresa agricole, ma ci occupiamo anche di società. Era chiaro che dovevamo anche noi come mondo dell'agricoltura dare un segnale. E qual era l'occasione? L'occasione era una come questa, cioè attraverso un concerto, quindi abbinare quella che era il tema gravoso, la riflessione politica, se vogliamo, di un tema così importante in un contesto, se vogliamo, anche di distensione, ecco, per dare proprio un messaggio di proiezione. Dobbiamo ricordare, ma non dobbiamo abituarci, perché questo secondo me è la cosa peggiore. Oggi non vogliamo parlare solo di violenza sulle donne, ma violenza di genere, perché la violenza purtroppo è a tutto tondo, nelle separazioni tra i genitori, perciò non c'è una violenza solo al femminile, ma può essere anche una violenza per i padri, sul luogo di lavoro, la violenza sui minori. CIA Veneto torna ad occuparsi di temi sociali. Nel DNA dell'associazione c'è non solo la tutela del mondo agricolo, ma anche delle persone che lo compongono e per esteso la promozione di comportamenti rispettosi ed inclusivi. Da qui la collaborazione ormai storica con la Onlus Prometeo. Noi gestiamo un centro diurno per disabili, per persone diversamente abili, quindi il nostro compito è proprio la sensibilizzazione. Possiamo intervenire già sui bambini e insegnare la gentilezza, insegnare ciò che magari è più lento, ma non perché sia più lento non arriva al dunque, anzi. Ad introdurre la serata numerosi interventi di valore come il presidente del Movimento Genitori Separati Marco Doria o il legale Sabrina Fazio e poi ancora un'importante rappresentanza della Polizia di Stato. Il tutto coronato dal concerto di Giovanni Nocetti, cantante toscana, che ha interpretato grandi brani della tradizione italiana. Ampia l'adesione data dalla cittadinanza, a riprova che il tema della violenza di genere tocca la sensibilità di molte persone. Molti pensano che si tratti di un'emergenza, in realtà qua bisogna martellare per cambiare di fondo le coscienze, la mentalità, i rapporti sociali sostanzialmente, ecco. Prendere un altro paradigma, cioè vedere la situazione da un altro paradigma, ma a livello proprio educazionale.